Non ce l'ha fatta Morena Mazzocca, cinquantenne di Resana, travolta lunedì da un'auto guidata da una 39enne mentre stava passeggiando lungo via Giotto a Castelfranco. Giorni di agonia in cui le speranze di salvezza sono sempre rimaste appese a un filo. Ricoverata con una gamba rotta e gravi lesioni al cranio, la prognosi è rimasta riservata fino al momento del decesso. Troppo gravi le conseguenze dell'impatto. La donna stava passeggiando a bordo strada intorno alle 8:20 del mattino dopo aver accompagnato il figlio Christian, 17 anni, a scuola. Solo mezz'ora separava quell'impegno dall'inizio del suo lavoro, un momento che Morena si prendeva per fare un po' di attività fisica, consigliata dai medici dopo che l'anno scorso aveva avuto un intervento alla schiena. È una tragedia che colpisce Castelminio, colpisce Resana, colpisce Salvarosa, il paese natale della povera Morena. Abbiamo sperato tutti che si potesse salvare, che arrivasse qualche notizia positiva, purtroppo c'è nulla da fare. Morena lavorava alla cooperativa L'Incontro di Castelfranco Veneto, che la vedeva impegnata come impiegata in uno studio medico. L'ennesima tragedia probabilmente data da chissà cosa, dalla distrazione, dalla fretta. Invece dobbiamo capire che prima viene la vita, poi viene le altre distrazioni che ci possono essere. Quindi condoglianze alla famiglia, avvisato al figlio Cristian, al marito Massimo e a tutta la famiglia. La data dei funerali sarà fissata nei prossimi giorni, intanto l'auto della 39enne è stata posta sotto sequestro. La donna è ora indagata per omicidio stradale.